Ammonta a 750 miliardi di euro il Recovery Fund presentato dalla Commissione europea. Il piano per il rilancio dell'economia dopo l'emergenza coronavirus sarà costituito da 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti da restituire. All'Italia dovrebbero andarne 172 miliardi. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti, commenta su Twitter il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni. Soddisfatto anche il premier Giuseppe Conte, che parla di ottimo segnale da Bruxelles. Va esattamente nella direzione indicata dall'Italia. Ora acceleriamo sul negoziato per liberare le risorse presto, che le capitali europee lo assecondino. A causa dell'emergenza Covid-19, il manifatturiero italiano è stato fortemente colpito sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, registrando un calo dei livelli di attività che è stimato nell'ordine del 15% in media d'anno. È quanto emerge dal rapporto Analisi dei settori industriali edizione maggio 2020 curato dalla Direzione Studi e Ricerche d'Intesa San Paolo e da Prometeia. In questo contesto l'unico settore in controtendenza è la farmaceutica, in crescita attesa del 4,2% nel 2020, mentre per gli altri le prospettive sono all'insegna di una flessione moderata per alimentare e bevande e largo consumo e più intensa per sistema moda, meccanica, elettrodomestici e autoveicoli e moto. La spesa farmaceutica netta a carico del Servizio Sanitario Nazionale ha fatto registrare anche nel 2019 un calo dello 0,2% rispetto al 2018, lo rende noto Federfarma. Prosegue quindi il trend di riduzione della spesa per farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale. Nel 2019 il calo complessivo medio della spesa è stato determinato da una diminuzione del 0,9% del numero delle ricette, parzialmente compensato da un incremento del valore medio. Complessivamente il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa nel 2019 è stato di oltre 566 milioni. Nel primo trimestre del 2020 il fatturato dei servizi è diminuito del 6,2% rispetto al trimestre precedente e del 7,2% su base annua, lo rende noto l'Istat. L'indice del fatturato dei servizi nel primo trimestre registra variazioni congiunturali negative in tutti i settori. In particolare si è registrata una diminuzione del 24,8% per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, del 6,4% per il trasporto e magazzinaggio, del 6% per il commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli e del 2% per le agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.